Buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Anche quest'oggi una prima edizione dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est particolarmente ricca di eventi di cronaca, dei quali vi parleremo tra pochissimo, ma subito, come ogni lunedì, vediamo insieme quello che è il nostro sondaggio di oggi dedicato alla politica. Mancano solo 5 giorni al voto per le elezioni europee. Vi sentite europei? E questa è la domanda alla quale vi chiediamo di rispondere, come sempre, con una chiamata gratuita ai numeri che vedete in sovraimpressione: 0422 162 6691 se per voi la risposta è sì, 0422 162 6690 se per voi la risposta è no. Come sempre poi il risultato del nostro sondaggio verrà reso noto questa sera a Ring, in onda a partire dalle 21. Ma cominciamo con la cronaca, perché vedo che si è già collegata dal comando provinciale dei Carabinieri di Treviso la nostra Daniela Sizzia, con la collaborazione tecnica di Nicoletta Rizzetto, perché c'è stata un'importante indagine dei Carabinieri che ha permesso di individuare un uomo che aveva aggredito, minacciato e rapinato una ragazza, una vicenda dai contorni davvero inquietanti. A te Daniela, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo all'interno della caserma dei Carabinieri di Treviso. Li vedete qui a fianco a me il tenente colonnello Tonino De Luca, comandante della compagnia di Treviso. Intanto buongiorno. Buongiorno. Poi il maresciallo Massimo Maselli, comandante della stazione di Villorba. Buongiorno. Buongiorno. Il vice comandante sempre della stazione di Villorba, Roberto Gubitosi. Buongiorno. Buongiorno. Perché Villorba? Perché i fatti che vi stiamo per raccontare sono accaduti proprio a Villorba, in via Roma. Una giovane prostituta di 24 anni, 25 anni è stata aggredita, minacciata, legata da un soggetto che poi è stato identificato, di 44 anni. Addirittura questo soggetto l'ha minacciata di dargli fuoco. Ma ricostruiamo quello che è avvenuto con il comandante. Comandante, quando è avvenuto e in via Roma, insomma, questa giovane prostituta è stata avvicinata? Sì, tutto è successo la notte del 28 aprile. La ragazza è stata avvicinata da un signore che si è presentato come cliente, che chiedeva un rapporto. Con questa scusa la ragazza si è affidata ed è salita in macchina. Una volta che hanno raggiunto un'area più appartata, lui ha tentato di legarla, legandole i polsi con un nastro isolante, e poi l'ha coperta con un telo, e la ragazza attraverso il telo è riuscita anche a intravedere la fiamma dell'accendino con cui lui minacciava di darle fuoco. Presa dalla disperazione e dalla paura, ha agito con forza e determinazione, è riuscita ad aprire la portiera e a guadagnare la fuga per i campi vicini, fino a poi raggiungere le strade poco distanti, dove è stata soccorsa da alcuni passanti. Ecco, è stata medicata per alcune lesioni, abrasioni ovviamente per quello che era accaduto. Indagini comunque difficili, perché si è partiti da poco, la vittima non è riuscita a fornire grandi indizi. Sì, l'indagine è stata abbastanza complessa, nel senso che la vittima in sé purtroppo ci ha dato come un'unica indicazione il fatto che il soggetto che si era presentato da lei per la prima volta, quindi non lo conosceva, aveva in uso una utilitaria rossa. Poi l'attività investigativa che la stazione Carabinieri di Villorba ha svolto è passata attraverso il setaccio delle telecamere che ci sono in quella zona e in quel territorio, e attraverso le varie telecamere che fortunatamente garantiscono e concorrono nella sicurezza del territorio, sono riusciti a individuare il frame, il passaggio di una macchina, una punto rossa appunto, che è risultato utile ancorché non si leggesse la targa. Era un profilo della macchina, e da quel profilo della macchina loro hanno avuto l'intuizione e l'impegno di poter controllare tutte le punto rosse che per qualunque ragione si trovassero nei giorni successivi nel territorio della stazione di Villorba, e all'esterno di un centro commerciale, di un'attività commerciale, hanno individuato una macchina insieme a tante altre, ma questa particolarmente ha destato interesse e sospetto perché intestata a una donna il cui figlio, poi dagli accertamenti effettuati attraverso la banca dati e il controllo del territorio, risultava avere
un precedente datato, ma aveva un precedente analogo, specifico, e questo chiaramente ha messo il focus su di lui. Soggetto che è uscito dal carcere a gennaio scorso, quindi 3-4 mesi prima dell'episodio, e questo è stato un ulteriore elemento di valutazione. A seguito di ciò hanno sottoposto l'album fotografico con l'immagine della persona alla vittima, che visionando le varie fotografie tra queste ha riconosciuto l'autore della rapina perché nell'occasione gli aveva anche portato via la borsa con dentro i soldi che aveva e i documenti. Borsa che avete poi ritrovato? Borsa che poi è stata ritrovata il giorno successivo nelle campagne poco distanti dal luogo in cui si era verificato il fatto. Ecco, come avete sentito, un soggetto che non era nuovo, fra l'altro, a questi fatti violenti e che adesso è di nuovo in arresto, uscito a gennaio, si può dire un aggressore seriale da questo punto di vista? È una persona che ha dimostrato di avere già avuto condotte simili e quindi potremmo considerarlo tale, ancorché l'episodio precedente è un episodio datato risalente a 10 anni fa, per cui ha finito di scontare la pena da poco. Difficile anche la cattura, fra l'altro, perché non voleva aprire la porta. Sì, diciamo che per questo hanno concorso insieme alla stazione di Villorba, che ha curato l'attività investigativa, anche altri reparti della compagnia. Sono riusciti a individuare l'abitazione presso la quale lui trascorreva la sua residenza, i suoi domicili, ancorché lui in realtà è residente in un'altra provincia, però in Silea siamo riusciti a localizzarlo e dopo alcuni giorni di osservazione abbiamo avuto la certezza che fosse all'interno di quella casa. I ragazzi sono entrati e potendo catturare il soggetto in questione. Quindi arrestato per rapina pluriaggravata. Esatto, sì. Qui da Treviso è tutto, ovviamente maggiori elementi rispetto a questa terribile vicenda avvenuta a Villorba nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 19:30. A te la linea, Marta. Grazie Daniela, a te, ai carabinieri, naturalmente a Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Da Treviso ora noi ci spostiamo a Vigonza per tornare a parlare del femminicidio di Giada Zanola. Proseguono le indagini, intanto questa sera ci sarà una fiaccolata. Ci colleghiamo quindi in diretta con Vigonza, dove c'è la nostra Valentina Visentin con Federico Cibotto. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno da Vigonza. Noi ci troviamo in via Prati davanti all'obelisco, da dove questa sera partirà alle 20:30 la fiaccolata dedicata a Giada Zanola e a tutte le vittime di femminicidio. Partirà da qui, da questo monumento che si trova proprio di fianco all'abitazione dove la 33enne uccisa dal compagno la notte del 28 maggio abitava. Questa è l'abitazione, la vedete, tutte le finestre sono chiuse, sembra essere rimasto tutto congelato a quella drammatica notte. La fiaccolata, questa sera organizzata dal comune di Vigonza, si dirigerà lungo via Prati, percorrendo il tratto di strada fino al cavalcavia dove Giada è stata lanciata, ripercorrendo i passi fatti dalla donna, se effettivamente poi li ha fatti, perché ovviamente il fatto che Giada sia uscita a piedi è una versione che è stata raccontata dal compagno Andrea Favero, 38 anni, che è in carcere con l'accusa di omicidio volontario. Il comune di Vigonza ha già acquistato 400 fiaccole perché sono attese centinaia e centinaia di persone. Non è certo che ci sia il padre Gino della ragazza, sicuramente dovrebbero esserci i fratelli Daniel e Federica, che arriveranno da Brescia per partecipare alla fiaccolata dedicata a Giada Zanola. Sul fronte delle indagini oggi ci saranno nuovi esami, ci sarà la pesatura del corpo, perché gli inquirenti vogliono chiarire nel dettaglio se Giada sia stata lanciata viva, morta oppure stordita dai farmaci. Nell'ultimo periodo infatti lei aveva confessato a delle amiche il timore di venire avvelenata dal compagno. Ieri durante la messa domenicale il parroco ha ricordato e
ha chiesto preghiere per la famiglia della ragazza, ma anche per il piccolo di 3 anni, il piccolo della coppia, anche lui vittima della follia omicida del padre che gli ha strappato la mamma. È una comunità sotto shock quella di Vigonza. La data dei funerali di Giada non è ancora stata fissata, ovviamente si attende il nulla osta della salma, che però è ancora si trova ancora nelle stanze della medicina legale di Padova per tutti gli accertamenti, ma molto probabilmente il funerale poi verrà celebrato a Brescia, città d'origine della giovane, che si era trasferita poi a Stra e solo 1 anno e mezzo fa in questa abitazione di via Prati a Vigonza, acquistata con il compagno, e molto probabilmente anche al centro di dei violenti litigi dell'ultimo periodo della coppia che si stava separando. Giada voleva iniziare una nuova vita con un nuovo compagno e proprio la paura di perdere il figlio avrebbe scatenato la follia di Andrea Favero. Ma ricostruiamo gli ultimi sviluppi delle indagini nel nostro servizio. Io restituisco la linea allo studio. Ci sono 2 versioni che cambiano a poca distanza una dall'altra. Andrea Favero ai poliziotti della stradale della squadra mobile, che la notte del 29 maggio lo hanno messo alle strette mostrandogli le immagini della sua auto ripresa sul cavalcavia Prati, ammette di essere salito sul gradone rosso del cavalcavia, di aver afferrato Giada Zanola per le ginocchia e di averla sollevata e gettata. Ammissioni parziali registrate nel verbale di fermo. Pochi minuti dopo, sempre quella notte, davanti al pubblico ministero Giorgio Falcone, il 38enne camionista racconta di un vuoto di memoria. I suoi ricordi si fermano quando ha fatto salire in auto la compagna, dopo che lei, a suo dire, era uscita di casa a piedi in piena notte a seguito dell'ennesimo litigio. 2 versioni diverse, ma il giudice per le indagini preliminari, Laura Alcaro, in base a quelle prime dichiarazioni fatte davanti ai poliziotti, ha emesso la misura a custodia cautelare in carcere dopo l'interrogatorio di garanzia, dove Favero si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ma per provare che Giada Zanola fosse viva, morta o stordita da farmaci nel momento in cui è stata gettata dal cavalcavia, serviranno gli esiti dei test tossicologici attesi tra 1 mese. Oggi intanto si svolgerà un altro esame, quello della pesatura del corpo, che servirà a comprendere se Andrea Favero fosse in grado di sollevare la donna e per osservare anche lo stato delle ecchimosi. Giada Zanola, poche settimane prima di morire, aveva confessato ad un'amica di aver paura che il compagno la avvelenasse. I rapporti tra i 2 erano sempre più tesi e con frequenti episodi di violenza. La 33enne infatti aveva anche mandato foto di botte e lividi sul suo corpo. Lei voleva iniziare una nuova vita con un nuovo compagno, un nuovo lavoro. Lui temeva che lei non gli facesse più vedere il figlio di 3 anni. Ed ancora cronaca dalla provincia di Treviso: è stata scoperta dalla Guardia di Finanza una società sportiva del Trevigiano che tra il 2015 ed il 2018 ha contabilizzato fatture per operazioni inesistenti pari a 600.000 euro relative a falsi servizi pubblicitari e alla fornitura di gadget mai consegnati emesse da 2 società con sede in provincia di Milano. Dopo la conclusione della verifica fiscale, la società sportiva ha restituito le imposte risparmiate, versando alle casse dello Stato l'importo di 275.000 euro, comprensivo di sanzioni ed interessi. Ed ancora dalla provincia di Treviso, dove continuano a tutto campo le indagini dei carabinieri di Castelfranco e di Treviso sulla rapina avvenuta a Castello di Godego a danni di una coppia di anziani coniugi. Tra l'altro la signora, dopo il colpo, si è sentita male ed è ancora ricoverata all'ospedale. Nelle ultime ore sono state svariate decine le persone controllate dai militari dell'Arma. Sentiamo. Io ho visto i 2 ragazzi scappare e poi i signori agitati, erano giovani, uno più grande e uno più piccolo, uno con la barba e uno senza, ma non italiani, no. Cosa che sconvolge un po'. La barba lunga e la carnagione scura si stanno concentrando su questi pochi dettagli riferiti dai testimoni, però in maniera molto chiara, le indagini dei carabinieri di Castelfranco e di Treviso sulla rapina in casa perpetrata a Castello di Godego ai danni dei 2 anziani. È confermata la dinamica che depone per un furto degenerato in rapina. I 2 malviventi non si aspettavano di trovare nessuno nella villetta di via Marconi. Al setaccio ora i sistemi di videosorveglianza della zona, così come i luoghi
luoghi di maggior aggregazione della Castellana. Accurati accertamenti tecnici saranno svolti sul coltello utilizzato per minacciare gli anziani e abbandonato poi dai malviventi che sono fuggiti a piedi. Intanto le condizioni dell'anziana donna rapinata della Collanina restano stabili, è ancora ricoverata in ospedale dopo essere stata colta da un malore, prosegue la sua degenza, è monitorata ma non è in pericolo di vita. Il malore, secondo una prima ricostruzione, sarebbe accorso quando la donna i due hanno tentato di portare via oltre alla Collanina al collo anche la fede, da qui la reazione. Il corpo non ha retto, un colpo troppo forte che ha indotto alla fuga i due malviventi, consentendo al marito Guido Cavallin di chiedere aiuto. In queste ore proseguono i controlli da parte dei militari per dare un nome e un volto ai due malfattori. Sono decine le persone già controllate dai militari dell'Arma, soprattutto nei pressi delle stazioni ferroviarie. Ed è caccia al pirata della strada che ha travolto un 47enne con la sua bici nei pressi della discoteca Odissea di Spresiano per poi darsi alla fuga. Travolto da un'auto mentre percorre in bicicletta via Tiepolo, è notte fonda, è accaduto la scorsa notte nei pressi della discoteca Odissea di Spresiano. La vittima è un 47enne di Volpago del Montello, viene investito da un'auto che non si ferma a prestare soccorso. Subito la chiamata al 118 e l'ambulanza dall'Odissea lo porta in pronto soccorso. Le ferite sono guaribili, ma al nosocomio trevigiano arrivano anche i carabinieri di Treviso che raccolgono la testimonianza dell'uomo. Fondamentale per rintracciare il pirata della strada potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, immagini che sono già state acquisite dai militari. Immediata poi è arrivata alla vittima la solidarietà del primo cittadino di Spresiano, Marco Della Pietra, che ha diffuso contestualmente un messaggio per invitare il pirata della strada a costituirsi. Da quanto riferito c'è stata sicuramente un'omissione di soccorso. I carabinieri stanno indagando e stanno setacciando le telecamere della zona, per cui l'invito è all'automobilista che si è reso protagonista di questo gesto a farsi avanti autonomamente, onde evitare anche strascichi ancora più gravi di quelli che già sono. Ed ora torniamo a Premariaco in provincia di Udine, dove proseguono le ricerche del terzo ragazzo che è stato travolto venerdì pomeriggio dalla piena del fiume Natisone. Quella di ieri è stata una domenica di grandissima tristezza per il Friuli Venezia Giulia, ma per l'Italia intera, perché sono stati ritrovati i corpi delle due ragazze, Patrizia Cormos e Bianca Doros, riconosciute poi dalle famiglie all'obitorio. Il primo l'abbiamo trovato noi vigili del fuoco con l'imbarcazione in dotazione percorrendo appunto il fiume Natisone. Il secondo è stato individuato dai volontari della protezione civile e poi è stato recuperato dai vigili del fuoco. Il tantam della notizia e il passaparola porta presto a vedere svanire in maniera cruda le speranze sul ritrovamento dei ragazzi travolti dal Natisone venerdì 31 maggio poco dopo le 13:30, perché manca poco alle 12 di domenica 2 giugno, quando i vigili del fuoco, sempre strenuamente al lavoro giorno e notte, diffondono la comunicazione del ritrovamento di due corpi senza vita. Sono quelli di Patrizia Cormos, 20enne di Campoformido, e Bianca Doros, 23enne di origini rumene, domiciliata, così come la famiglia, a Udine, con le salme ritrovate a circa 1 chilometro scarso da Ponte Romano. È una mazzata fortissima per una comunità, anzi per una regione, forse per tutta Italia, che aspettava notizie positive e che invece realizza come quell'abbraccio immortalato da uno smartphone sia stato l'ultimo da parte dei ragazzi. Patrizia e Bianca sono state ritrovate, una dal natante dei vigili del fuoco, l'altra segnalata da alcuni volontari della protezione civile prima del recuperamento della salma da parte degli stessi vigili del fuoco. Un ritrovamento che è la conferma degli oscuri presagi nati quando era stato recuperato il cellulare di Patrizia e che svuota un'intera comunità, perché è impossibile non provare empatia a pensare a queste giovanissime vite spezzate. Un evento così tragico che nonostante tutto scatena anche alcuni leoni da tastiera che non riescono a trovare nemmeno il rispetto del lutto. E l'unica notizia vera da dare era questa, solo che non si può dare, non si vuole dare questa notizia, si vuole dare una speranza alle persone, perché dietro ci sono delle mamme e dei papà che aspettano i figli. Scusate, è una perdita incredibile che lascia, come dicevo prima, lascia la morte nel cuore.
Piange una comunità intera travolta dalla terribile notizia. L'Accademia delle Belle Arti lo fa, laddove Patrizia ha svolto quell'ultimo test prima di concedersi una giornata libera, di svago che si è rivelata invece essere quella in cui la sua giovane vita si è spenta, perché restare uniti, abbracciati, non è bastato. C'è già chi pensa a una statua di quell'abbraccio simbolico, a ricordare le vittime, a sensibilizzare per il futuro sul ciglio di un fiume tanto bello quanto insidioso. Nel turbine di emozioni ci sono anche le famiglie spezzate, distrutte, dopo ore intense di attesa, angoscia, smarrimento, che sono costrette a subire la brutalità di una notizia, di una figlia che non c'è più, a cui si unisce la difficoltà di un momento ancora più tragico, come quello del riconoscimento delle salme una volta ricomposte all'obitorio di Premariacco. Che in questo momento è stato dato il via libera da parte del magistrato affinché i familiari, le salme sono state ricomposte, le salme delle due ragazze sono state ricomposte, e proprio mentre vi stiamo parlando in diretta i familiari sono giunti presso la cella mortuaria del cimitero di Premariacco, dove sta in questo istante avvenendo il riconoscimento delle due salme. Un dolore fortissimo, immenso, che pervade l'atmosfera e fa anche tornare a incupire il cielo dopo il bel tempo che aveva mostrato la faccia bellissima, affascinante del Natisone, mentre l'impagabile squadra dei soccorsi continua il suo lavoro alla ricerca di Christian Kasian Molnar, il terzo ragazzo ancora disperso, con quella fiammella ormai forse lumicino di speranza che non vuole spegnersi, anche se il realismo detta parole diverse. Le ricerche continueranno fino a che anche la famiglia di Christian potrà ricevere la sua verità. E nel prossimo servizio sentiamo l'intervista al volontario soccorritore che ha ritrovato la salma di una delle due ragazze. Sì, ero nella squadra con Talmassons e Premariacco, e poi si è aggiunta anche Cervignano. Noi avevamo il tratto da Paderno, che è a metà strada fra Rossaria e Precinico, sulla sinistra del fiume, e abbiamo preso un sentiero molto impervio e niente, vai perché ti mandano e non c'è, si va perché si spera di dare una mano, si va perché sarebbe bello trovare le persone vive, no? È difficile. Possiamo dire che la preparazione a volte va oltre l'ostacolo, no? Nel senso che si è pronti in qualsiasi istante, come lei ha sottolineato, però poi quando la realtà è davanti agli occhi tutto cade, no? Toccare con mano certe cose va oltre qualsiasi preparazione. Io ho alcune preparazioni a livello acquatico, ma è difficile perché quando sei lì che devi tirarla fuori da un anfratto, pensi magari ai figli che hai a casa, pensi si poteva fare qualcosa prima. Ho avuto, non so, non mi ritengo fortunato di averla trovata, però sì, sono contento che sia conclusa la cosa, perlomeno, perché è difficile per i genitori che aspettano. Sì, ho avuto con la psicologa un incontro prima, la quale ha ritenuto opportuno che salutassi i genitori, e io da genitore non è semplice. Grazie. Ed ora cambiamo argomento, torneremo nuovamente a Premariacco più avanti nel corso del nostro telegiornale con gli aggiornamenti sulle ricerche che ci forniranno i nostri inviati. Nel frattempo andiamo a Colceresa, siamo in provincia di Vicenza per tornare a parlare del maltempo, dell'ondata di maltempo che nelle scorse settimane ha investito la nostra regione e dei danni che ha provocato alle colture, in particolare in questo territorio al raccolto delle ciliegie. Abbiamo in collegamento la nostra Vanessa Banzato. A te Vanessa, buongiorno.
Buongiorno a te Marta, le persone che ci stanno seguendo. Sì, qua da Colceresa ci troviamo tra l'altro davanti proprio a tantissimi alberi di ciliegie che però sono stati devastati dal maltempo dei giorni scorsi. Con me Paolo Bucco, che è presidente del mandamento marosticense di Coldiretti. Una situazione davvero drammatica sia per quanto riguarda le ciliegie che come si chiamano? Quelle che nascono prima, che arrivano prima, ecco, le precoci che quelle tardive. Insomma, i cerasicoltori si sentono letteralmente abbandonati e in ginocchio. La situazione è abbastanza difficile, dunque abbiamo avuto danni sulle varietà precoci e medio precoci che si possono quantificare circa un 70% di prodotto perso tra spaccatura in albero e dopo mancata legagione, perché comunque la fioritura è stata fatta sotto l'acqua e dopo sempre con questo tempo, queste temperature sempre fredde, perciò c'è stata proprio una cascola continua. E dopo adesso nelle varietà tardive che andranno ad essere raccolte fino a questa settimana e l'inizio della prossima, si calcola anche là che il danno sia quantificato un 60%, insomma. Un danno, una cosa del genere non era mai successa. Ma diciamo che di solito succede, ma magari succede in una fase, cioè magari perdi le precoci e dopo riesci a compensare con le altre tardive o medio precoci. Ma su tutto l'arco della stagione sono cose che si ricordano per tanto tempo, insomma, ecco. Adesso c'è un chiaro appello che bisognerebbe lanciare sia alla classe politica per dare un aiuto concreto proprio a chi si trova a vivere appunto con il raccolto di ciliegie in questo caso, ma possono essere anche gli asparagi, insomma con le colture di un terreno sempre più devastato dal maltempo e quella che è innegabile una crisi climatica in atto, e dall'altro anche proprio gli addetti ai lavori, quindi un appello forte che vede un lavorare in maniera unitaria più realtà. Sicuramente il nostro lavoro è fuori, perciò noi siamo i primi che viviamo di ambiente, ma anche ne portiamo le conseguenze, perché quando c'è questo andamento climatico così particolare noi siamo i primi a portare le conseguenze, perciò giustamente come lei ha detto problemi a tutti, dalle finagione, dai seminativi, dagli orticoli in pieno campo, a noi delle ciliegie, la fascia qua pedemontana. Perciò noi l'unica medicina per il discorso per quanto riguarda la coltivazione del ciliegio sono gli impianti coperti, però hanno costi enormi, perciò là sono appetibili dalle nostre piccole aziende solo se ci sono finanziamenti pubblici, insomma, perciò bisogna veramente ritornare a fare comunità, a metterci attorno tutti quanti a un tavolo e a vedere di trovare delle soluzioni che siano praticabili per le nostre piccole aziende, per il nostro territorio e specialmente per la pedemontana, insomma, che si sta dimostrando un territorio estremamente fragile. Vedi tutte le frane, insomma, che stanno succedendo, insomma, ecco, perciò al più presto bisogna trovare una medicina a tutto ciò, insomma, ecco. Un'attenzione, si diceva prima proprio fuori dai microfoni, che deve essere data soprattutto al territorio collinare, perché la montagna è già seguita e il territorio collinare ha delle lacune al proposito. Sì, certo, è nel limbo, perciò non è né montagna né pianura, perciò ci vogliono delle normative specifiche che vadano proprio a incidere su questo territorio che è molto difficile da lavorare, costi enormi e perciò bisogna proprio fare qualcosa ad hoc a misura di questo territorio, insomma, ecco. Voi in questi giorni avete ricevuto senz'altro, anche lei proprio come referente, come presidente del mandamento marosticense, proprio l'appello da parte di tanti coltivatori di ciliegie e non solo. Noi il settore, oltre a viverlo in prima persona, siamo sempre a contatto, insomma, ecco, perciò le difficoltà di uno sono le difficoltà di tutti, certo, insomma, ecco, ma dopo le spalmiamo a tutto il comparto, insomma, ecco, perché dagli asparagi ma a tutto il bassanese, insomma, cioè, il tempo è tempo per tutti, anche perché non è stato localizzato su un piccolo territorio. Se andiamo nel Veronese la stessa cosa, insomma, cioè non è che sia una cosa localizzata qua a noi, perciò voglio dire noi subiamo le conseguenze e sono uguali per tutti, insomma, ecco. Ma il pericolo è che queste aziende agricole, chi ha un'azienda agricola, molli? È un pericolo grosso, anche perché la storia insegna che quando un'azienda chiude non riapre più. Perciò chiude l'azienda vuol dire abbandono del territorio, vuol dire non gestire più la cotica erbosa, vuol dire avere un dilevamento del terreno, vuol dire non fare più manutenzione sui piccoli corsi d'acqua.
i muri a secco, perciò vuol dire che dopo qualcosa viene a valle, insomma, ecco, perché di solito succede così. Insomma, Marta, hai sentito una situazione davvero davvero difficile, un appello forte che viene lanciato alla classe dirigente, alla classe politica, alle istituzioni, ma anche proprio a tutto il comparto, perché si possa lavorare in sinergia, in maniera unitaria, per poter cercare in qualche maniera di far fronte, ecco, alle difficoltà che quotidianamente chi coltiva la terra si trova ad affrontare. Da Colceresa è tutto, ti ricevo la linea. Grazie a Vanessa Banzato per questo collegamento e continuiamo a parlare dei riflessi di questa crisi climatica sui prodotti agricoli, che poi a cascata arrivano naturalmente anche al mercato e al supermercato, con i prezzi che salgono alle stelle. Ci racconta tutto Lucio Zanato. Quest'anno è un anno particolare, veramente particolare, è un po' un problema sia per quanto riguarda il professionale, sia per anche i piccoli ortolani che non hanno avuto diciamo il momento ideale per poter fare il loro trapianto degli ortaggi sia a fine marzo, sia aprile che anche a maggio, e tuttora non si sa ancora come andrà il tempo. La pioggia costante di questi ultimi mesi rischia di pesare davvero tanto sui nostri portafogli e il primo segnale arriva proprio dai vivai, con le serre ancora piene di piantine che normalmente sarebbero già state trapiantate dagli orticoltori, ma anche da tanti appassionati della verdura di casa. Quindi avremo un problema per quanto riguarda la produzione orticola? Perlomeno nelle nostre zone sì. Che guardando in prospettiva significa meno prodotto locale sui banchi, sulle bancarelle dei mercati, ma anche sugli scaffali dei supermercati, occupati da prodotti, se va bene, da altre regioni, per non dire importati da altri stati, con l'inevitabile aumento dei prezzi che soprattutto nel caso della frutta già ha raggiunto punte davvero preoccupanti, come per le ciliegie arrivate anche a 20 euro al chilo, a fronte di un prezzo medio negli scorsi anni mai sopra i 10, anche se primizie. Tante piogge hanno sicuramente danneggiato il prodotto, ma soprattutto in fase della fioritura, della legagione, sbalzi di temperature importanti, e le piogge hanno fatto cadere molta frutta. È il fenomeno del cracking, ovvero ciliegie che assorbendo molta acqua alla fine si spaccano, ma anche sotto il profilo della qualità troppa pioggia ha fortemente alterato il gusto della frutta, ma non i prezzi, decisamente superiori alla media degli ultimi anni, anche se il produttore sottolinea. Lì ci sarebbe da fare una seria riflessione su tutta la filiera che porta a quei prezzi. Sicuramente il produttore non li vede mai quei prezzi lì. Noi abbiamo fatto una scelta di andare verso il cliente finale e non ci lamentiamo, ma sicuramente non a quei prezzi, altrimenti faticherei a vederli i clienti. Ecco che per cercare di non alleggerire troppo il portafoglio, i consumatori cercano sempre più la filiera corta, arrivando anche all'autoraccolta, mentre i produttori, a fronte del clima sempre più imprevedibile, inevitabilmente dovranno ripensare tecnologicamente i propri frutteti, con irrigazione a goccia per la siccità o tele antipioggia, ma anche altri strumenti come queste reti antinsetto per evitare i costi e le inevitabili conseguenze ambientali dei trattamenti. In queste annate qui di pioggia e di attacco di insetti importanti, sì, è indispensabile, direi. Ecco, continuiamo dunque a parlare del maltempo con le ricerche che continuano a Premariacco. Siamo in Friuli Venezia Giulia, in provincia di Udine, per trovare anche l'ultimo dei 3 ragazzi che sono stati travolti dalla piena del Natisone. Abbiamo visto prima i servizi, ora ci colleghiamo con i nostri inviati per gli ultimi aggiornamenti. Omar Costantini, buongiorno. Sì, buongiorno da Orsaria di Premariacco, siamo all'esterno dell'unità di crisi messa a disposizione dalla Croce Rossa della sede qui di Orsaria per i Vigili del Fuoco, Protezione Civile e tutte le forze dell'ordine che stanno operando da venerdì pomeriggio intorno alle 13:30, quando è scattato l'allarme con questi 3 ragazzi che si sono trovati nella morsa del fiume Natisone durante l'ondata di piena. Purtroppo avete già visto i primi servizi nella giornata di ieri, poco prima delle 12, recupero dei cadaveri delle 2 ragazze di 23 e 21 anni che poi sono state portate per la ricomposizione delle salme all'interno della cella mortuaria del cimitero di Premariacco, e intorno alle 16:30 c'è stato riconoscimento, lo straziante riconoscimento da parte dei parenti. Da qui, una volta ricevuto il nulla osta, le stesse salme sono state trasferite all'ospedale di Udine nell'area insomma delle celle mortuarie a disposizione dell'autorità giudiziaria. È ancora in corso la ricerca
ricerca invece del terzo disperso. Si sta battendo palmo a palmo tutta l'area del fiume Natisone, dall'altezza del Ponte Romano fino alla sua foce, dove si innesta con il torrente Torre a cavallo di San Giovanni a Natisone, Manzano e Trivignano Udinese. Purtroppo al momento non abbiamo notizie positive per quanto riguarda il destino di questo ragazzo 25enne, però i soccorritori stanno, come detto, lavorando alacremente. Tra l'altro è ripreso a piovere da queste parti, è prevista anche un innalzamento del fiume Natisone tra i 25 e i 50 centimetri nel corso della giornata per le abbondanti precipitazioni che avverranno in particolare a cavallo tra il Friuli e la Slovenia, dove cioè nasce lo stesso fiume ingrossato poi dai suoi affluenti mentre discende verso valle. Come detto, si sta lavorando, si sta procedendo, si sta battendo palmo a palmo, tutta la tecnologia è in campo, 2 elicotteri, il Drago che è arrivato dal reparto volo di Venezia, in supporto l'elicottero della Protezione Civile regionale, i droni e poi insomma tutta la strumentistica di ultima generazione. Al momento queste sono le notizie, queste sono le novità. Se non hai altre domande ti ripasso la linea allo studio, eventualmente se avremo ulteriori news ve la richiederemo per quanto riguarda insomma le notizie dell'ultima ora. Grazie mille a Omar Costantini e a tutti i colleghi della redazione di Udine. Noi continuiamo a parlare di bilanci di questa ondata di maltempo che ha interessato le nostre regioni nelle scorse settimane, tempo di bilanci anche per i volontari della Protezione Civile della Marca Trevigiana. Sentiamo. Il momento in cui Castelfranco stava per andare sotto e Asolo stava per andare sotto. In quel momento erano circa il mezzogiorno meno 10, è stato un momento di crisi perché i vigili del fuoco di qua, noi di là. Io ho dovuto mandare 3 squadre delle mie in supporto a Castelfranco, dove abbiamo dovuto fare un bypass tra le mura del castello e la Venale dall'altra parte per buttare via l'acqua, perché sennò sarebbe stato il problema che Castelfranco andava completamente in laguna un'altra volta. La doppia emergenza Asolo e Castelfranco sono i giorni in cui la Marca Trevigiana è flagellata dal maltempo. A parlare Riccardo Mastronicola, coordinatore della Protezione Civile di Treviso, punta di diamante del centro di coordinamento dei soccorsi, poche ore di sonno a notte per gestire l'emergenza insieme ai vigili del fuoco. Da 15 maggio al 27 di maggio complessivamente nella regione Veneto, quindi in tutte le province interessate, c'è stato il coinvolgimento di 6.594 volontari. Questa era emergenza numero 40, no? Ecco. E la provincia di Treviso in quelle 2 settimane abbiamo avuto il coinvolgimento di circa 500 volontari, perché bisogna tenere conto poi che sono giorni lavorativi e quindi le persone devono potersi allontanare dal lavoro, con una 31 associazioni coinvolte direttamente. Il ringraziamento per il lavoro instancabile dei volontari tra CCS e COC di Castelfranco. Il Consiglio provinciale di Treviso ha deliberato ora la costituzione del gruppo provinciale che dovrà dotarsi di uno statuto alla pari delle altre province del Veneto. Continua intanto il reclutamento del gruppo di nuove leve, sono diversi e a diversi livelli i corsi di addestramento offerti dalla Protezione Civile di Treviso. Si parte sempre però dal concetto di autotutela, come mettersi in sicurezza. Purtroppo la tragedia immane che è successa a Natisone, sul fiume Natisone, è sicuramente, io potrei dire anche un po' di incuria, diciamo di non sapere delle regole basi, non dico tante cose difficili, ma delle semplici regole che quando sale l'acqua ti porti i piani alti. C'è questa imprevedibilità notevolissima, però questo deve far capire a tutti quanti che è ancora più importante avere una coscienza dei limiti. Dobbiamo partire da un concetto che l'evento naturale è imprevedibile ed è molto più forte di quella che è la nostra capacità di prevedere.
Ancora cronaca, darsi alla fuga anche l'automobilista che la scorsa notte a Treviso, in via Bivano, ha perso il controllo della sua auto andando a sbattere con la Fiat Punto contro il muro di recinzione di un complesso abitativo, danneggiando i contatori del gas e provocandone la fuoriuscita. Il conducente dell'auto, dopo l'impatto, si è allontanato prima dell'arrivo dei carabinieri e del personale dei vigili del fuoco, che ha provveduto a mettere in sicurezza l'area attivando i tecnici della società di erogazione del gas. Accertamenti in corso dei militari dell'Arma finalizzati a rintracciare il guidatore del veicolo. E momenti di paura in ospedale a Schiavonia, siamo in provincia di Padova, quando uno straniero ubriaco ha cominciato a minacciare ed aggredire i medici. Alla fine è stato arrestato. Ubriaco minaccia i medici del pronto soccorso e aggredisce i carabinieri. Momenti di paura, quelli vissuti sabato all'ospedale di Monselice. Un 38enne marocchino, già noto alle forze dell'ordine, ha seminato il panico dopo essersi risvegliato all'interno del reparto. Lo straniero era arrivato incosciente sotto l'effetto dell'alcol. Quando si è svegliato, una volta capito dove si trovava, ha iniziato ad urlare e a minacciare medici e pazienti, tanto che sono dovuti intervenire i carabinieri. La pattuglia, giunta subito sul posto, ha tentato di riportare la calma al 38enne che, alla vista dei militari in divisa, è andato ulteriormente in escandescenza minacciandoli e aggredendoli, ma alla fine è stato subito bloccato e arrestato. C'era anche il trevigiano originario di Soligo, Davide Nadai, tra i componenti del gruppo paralimpico della difesa che sabato pomeriggio ha sventato una rapina nella metro a Roma. Insieme a lui anche il luogotenente Massimiliano Riccio, il vicebrigadiere Raffaele Luca. Nella capitale, per le celebrazioni del 2 giugno, dopo essere stati informati dagli addetti alla sicurezza della metropolitana della presenza di 5 persone in attività sospetta di borseggio, hanno agito in soccorso di 2 turisti e grazie al loro aiuto i borseggiatori sono stati bloccati nonostante cercassero di darsi alla fuga e sono stati poi denunciati per truffa aggravata. È la dimostrazione che in uniforme, in tuta ginnica o con un handicap si è carabinieri per tutta la vita, il commento del tenente colonnello Gianfranco Paglia. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Saluto la nostra ospite, benvenuta Maria Stella Di Bartolo, presidente del Centro Antiviolenza Telefono Rosa di Treviso. Buongiorno. Buongiorno e grazie per essere con noi per parlare di un tema che purtroppo non smette di essere di attualità quotidiana, quello della violenza nei confronti delle donne. Siamo ancora scioccati, sconvolti dalle notizie che ci arrivano da Vigonza dell'ennesimo femminicidio, ma purtroppo i dati sono davvero preoccupanti, se è vero che ogni 2 giorni nel nostro paese una donna viene uccisa. Se si considera che solo l'anno scorso, quindi 2023, al Centro Antiviolenza Telefono Rosa di Treviso sono arrivati 340 contatti di donne, vuol dire che e noi siamo uno dei 5 centri antiviolenza della provincia di Treviso, vuol dire che il fenomeno c'è, è persistente e malgrado la comunicazione che si sta facendo sempre più pressante sul tema, la situazione dei femminicidi ci indica come la battaglia è ancora lunga dall'essere vinta, insomma. Purtroppo sì, lo testimoniano i dati e le notizie che siamo nostro malgrado costretti a dare ogni giorno. Quello che è certo è che qualcosa diciamo un po' nella società, nelle coscienze di tutti, forse dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin si è in qualche maniera risvegliato e quindi c'è anche molta più attenzione, no? Da parte di tutti nel fronteggiare questo tema.
Ma secondo me bisogna distinguere quella che è l'attenzione dell'opinione pubblica da quella che è invece la nostra capacità di arrivare alle donne che hanno bisogno di essere aiutate, perché sicuramente c'è stato un movimento di informazione, di comunicazione sul tema, sul fenomeno in generale, a volte anche un po', mi permetto di dire, anche un po' scomposto, perché questi sono argomenti che meritano sempre di essere trattati con continenza. Diversa è poi invece la comunicazione o comunque il messaggio che può arrivare alle donne vittime di violenza per essere aiutate. Discorso ancora diverso è quello che può percepire un uomo maltrattante. Questo ancora è abbastanza da indagare come capacità di comunicazione, come riusciamo ad arrivare a questi uomini, perché il fenomeno è un fenomeno estremamente diffuso, molto profondo, e la cultura e la formazione ancora devono lavorare molto sul tema. Ecco, lei accennava in apertura di questo numero davvero così elevato di richieste di aiuto che sono arrivate al telefono rosa di Treviso, sì, che rappresentano poi un po' la punta dell'iceberg, perché non sappiamo quanto grande sia poi il sommerso. Questo è sono solo le donne che hanno trovato la forza e il coraggio di chiedere aiuto. Quali sono, diciamo, le situazioni che voi riscontrate con maggiore frequenza? Guardi, le situazioni sono disparate. Abbiamo tante giovani, però anche donne che vanno dai 30 ai 65 anni. Ci è capitata una donna anche di 82 anni che è venuta a chiedere aiuto. Sono situazioni le più disparate. Cioè, quello che si vuole anche cercare di far capire a chi ci ascolta è che ogni storia di violenza è una storia a sé. Non è possibile fare un paradigma di quella che è una violenza domestica, una violenza di genere. Per cui anche tutti questi femminicidi dei quali purtroppo si sente spesso, hanno ognuno una propria specificità, e non è possibile creare da un femminicidio una regola standard di come vanno purtroppo queste dinamiche. Noi ne vediamo veramente di ogni colore, come suol dirsi. Certo, e naturalmente voi cercate di aiutare chiaramente queste donne in tanti modi. È proprio di questi giorni l'inaugurazione di una nuova casa rifugio Rotary. C'è stata appunto proprio venerdì l'inaugurazione di questa seconda casa per accogliere le donne maltrattate, in ricordo di Vanessa Ballan, la ragazza che è stata la giovane mamma che è stata uccisa lo scorso dicembre a Riese Pio X. Come stanno andando queste case, diciamo, rifugio? Come sta andando l'accoglienza? Allora, innanzitutto devo dire che l'esperienza di Casa Rotary è andata al di là di ogni aspettativa. Allora, partiamo dal presupposto che le case Rotary non dovrebbero servire, però per fortuna che le abbiamo. Sono delle strutture nelle quali le donne che non hanno più la necessità di essere messe in sicurezza, quindi non rischiano la vita o la loro incolumità, sono case nelle quali le donne che hanno un po' rafforzato già, perché prese in carico dal centro antiviolenza e quindi hanno già affrontato un percorso psicologico e lo stanno portando a termine, possono essere messe in condizione di prendere il fiato, mettiamo così. Sostanzialmente le donne hanno la possibilità di essere ospitate per un periodo dai 3 ai 6 mesi in queste abitazioni che sono molto curate, molto confortevoli, comode, non manca niente, dove le donne hanno la possibilità di guardarsi attorno, risparmiare qualche soldino e poi attivarsi per trovare un lavoro, una sistemazione definitiva
E devo dire che dall'aprile del 2023, da quando cioè c'è stata consegnata la prima casa Rotary, ne sono entrate 7 e sono tutte uscite nei termini concordati e tutte con un percorso avviato con esito estremamente positivo. Ecco, sicuramente il vostro lavoro è un lavoro importantissimo, ma è un lavoro che deve fare rete, no? Tra tutte quelle che sono le forze in campo. Pensiamo ai comuni, pensiamo alle associazioni di volontariato, pensiamo anche alla scuola, alla famiglia. È un intero sistema che deve fare rete, no? Proprio per fronteggiare questo problema nelle molteplici sfaccettature che presenta. Sì, questo fenomeno va attaccato da tutti i fronti. Allora noi facciamo parte di un tavolo interistituzionale con capofila il Comune di Treviso, con il quale si lavora molto bene, è estremamente disponibile e propositivo. Al tavolo siedono tutte le rappresentanze delle forze di polizia, le forze dell'ordine, l'ULS, vari comuni del distretto e i servizi del distretto e poi i centri antiviolenza e la casa rifugio che fanno parte di quest'area, in particolare il Telefono Rosa e la casa rifugio di Quinto e il centro antiviolenza di Quinto. Per quanto riguarda le scuole e poi tutta l'attività di informazione e formazione, sempre in modalità condivisa, cerchiamo il più possibile di diffondere intanto l'attività del centro in modo che il messaggio arrivi a chi deve arrivare, cioè le donne che hanno bisogno. E per quanto riguarda le scuole, noi come centro antiviolenza siamo tutto l'anno impegnate, entriamo nelle scuole e facciamo formazione a seconda delle richieste che ci pervengono e sono tante. Ecco perché è importante affrontare questo problema a tutte le età, fin dalle più tenere, fin dai bimbi, dai più piccini. Assolutamente, per noi è fondamentale che prima di tutto che i ragazzini trovino un terreno fertile in famiglia dove si comincia a parlare e a abbattere lentamente ma costantemente gli stereotipi di genere che sono alla base spesso e volentieri di fraintesi, principi che poi inevitabilmente possono portare a uno scontro fra generi che noi non vogliamo, che noi cerchiamo che stigmatizziamo fortemente. Noi siamo per la parità di genere, non siamo maschi contro femmine, femmine contro maschi, noi ci cerchiamo di combattere il maschio maltrattante. Certo, e di diffondere la cultura del rispetto, no? Fin da bambini, perché poi è da lì che parte tutto, no? Sì, anche insegnare ai bambini sin da piccoli a risolvere i conflitti in modo non violento è fondamentale. Quindi ci vuole tanto lavoro di rete o in collaborazione tra le famiglie e poi le varie agenzie educative come la scuola, le parrocchie, le società sportive, ma prima di tutto sono le famiglie che dobbiamo, perché anch'io ho la famiglia, dobbiamo affrontare l'educazione partendo da casa, insomma. Sicuramente. E, dottoressa Di Bartolo, quali sono i segnali che una donna non deve trascurare, quei campanelli d'allarme che fin dall'inizio possono in qualche maniera accendere l'attenzione prima che poi si degeneri in casi come purtroppo quelli che stiamo raccontando in questi giorni? Beh, fondamentalmente la donna deve sentirsi se stessa. Se già comincia ad avvertire un maschio estremamente controllante, ad esempio, qua mi rivolgo soprattutto alle giovani, l'ipercontrollo del cellulare, la continua richiesta di giustificare i movimenti, di dare informazioni di dove si è, di dove non si è, questo non toglie di fatto una libertà, non è amore ma è controllo.
Altro dato da tenere sott'occhio è la condivisione degli impegni familiari e degli oneri familiari. Allora, quando una donna non conosce la situazione economica della famiglia perché non ha la gestione del denaro, in quanto viene tutto inglobato dal marito o dal compagno, anche questa è una forma di, come dire, mancata della libertà anche, sì, perché ma poi di mancata condivisione delle responsabilità che una vita di una famiglia o di una coppia deve avere, e quando invece spesso a noi capitano donne che non hanno nemmeno l'idea di essere, se sono proprietarie o meno dell'abitazione, non hanno idea di cosa guadagnano, di quanti soldi hanno e se il marito dove mette i soldi il marito, non sanno cos'è un home banking, che magari per noi è una cosa quasi lo facciamo ormai dal cellulare, ma ancora donne non sanno che esista, non hanno il bancomat, non hanno sì, è già tanto che abbiano la carta d'identità. Quindi per questo noi anche all'interno del centro cerchiamo di dare anche il servizio, una sorta di educazione economica, in modo che la donna cominci a orientarsi su quello che è, che ne so, andare a aprire un conto corrente o andare a fare un bancomat. A volte partiamo veramente da situazioni base, perché anni di chiusura, non dico di segregazione, ma comunque di condizionamento anche economico in questo caso, fa sì che la donna è veramente alla base di questi, cioè non ha consapevolezza di quelli che sono i suoi diritti. Ecco, questi sono alcuni dei campanelli d'allarme. Che cosa fare se una donna si rende conto che c'è qualcosa che non va, o anche, può essere la donna stessa, ma può essere anche un'amica, può essere una conoscente, no? Che in qualche maniera si rende conto di trovarsi di fronte ad una situazione che in qualche maniera non va bene. È un campanello. Ma noi consigliamo, allora, noi rispondiamo 24 ore su 24 a qualsiasi richiesta ci viene. Parlare. Trovare qualcuno di cui ci si fidi e parlare, che sia anche un parroco, che siano le forze dell'ordine, che sia un'amica fidata, ma non isolarsi, anzi rompere l'isolamento che spesso e volentieri il maltrattante crea nei confronti della donna. Parlare. Noi come centro antiviolenza, come centri antiviolenza, raccogliamo in anonimato e in modo estremamente riservato quelle che sono le confidenze della donna. Da noi vengono ascoltate, per cui io quello che posso dire è: parlate, non isolatevi, non abbiate paura e non isolatevi. Ecco, questo senz'altro è uno dei messaggi più importanti, proprio perché riesce finalmente a scoperchiare, no, anche queste situazioni. Io la ringrazio per essere stata con noi. Grazie a voi. Sperando che questo continuare anche da parte nostra, no, a parlare di tutto ciò possa in qualche maniera smuovere le coscienze, smuovere una situazione che sta diventando davvero sempre più critica e sempre più preoccupante. Grazie a Maria Stella Di Bartolo, presidente del Centro Antiviolenza Telefono Rosa di Treviso. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Apriamo ora una pagina dedicata alle celebrazioni del 2 giugno e alle polemiche che sono state scatenate ieri dalle dichiarazioni del leghista Borghi contro il capo dello Stato Mattarella. Abbiamo raccolto le opinioni, il parere di alcuni cittadini. Sentiamo. Il primo voto io era una novità, ero stato a dei comizi, c'era ancora Maretta fra i fascisti, i partigiani, però insomma è andata bene. Io in quel momento ho votato DC. Ascolti, oggi lei quanti anni ha? 92. E continua a sfilare? Sì, ancora per un po'. Ho incominciato, avevo 22 anni, per cui
una lunga carriera alle spalle e speriamo che resista la possibilità di intervenire sempre con la nostra decisione. Ci tengo anche perché alla Repubblica ci chiedo, per cui benvengano queste manifestazioni con lo spirito sempre di andare verso la pace che attualmente è un po' in discussione. Io avevo 2 zii partigiani e hanno anche tenuto 2 prigionieri, un russo e un inglese, in casa nascosto fino alla fine della guerra. Qua ci sono state grosse battaglie e guerriglie per liberarsi e abbiamo avuto la Repubblica, grazie anche a loro. Siamo qui per ribadire la pace e basta la guerra. Si può arrivare alle stesse cose meglio senza rompere quello che è stato fatto in precedenza. Il 2 giugno significa anche tanta libertà, la libertà che siamo riusciti ad ottenere e che dobbiamo rispettare e onorare. Noi da giovani ci sentiamo molto onorati a riuscire a portare avanti questo paese e ad avere il diritto di votare. In questo 2 giugno gli studenti hanno alzato il tricolore, il che non è soltanto un simbolo, ma fa vedere come noi teniamo alla nostra Repubblica e come noi vogliamo continuare a costruire passo passo questa democrazia. Ecco, queste sono le voci dei cittadini raccolte dalla nostra Edi Kaliman ieri a Treviso nel corso della celebrazione per il 2 giugno. Sentiamo ora invece le voci dei cittadini raccolte dai colleghi della redazione di Bassano del Grappa in merito alla polemica sulle dichiarazioni del leghista Borghi in relazione al Presidente della Repubblica. È giusto attaccare il capo dello Stato in questo modo? Secondo me no, non è giusto. Poi diciamo che 2 parole a proposito di Salvini, mi sembra che uno che cambia bandiera non tutti i giorni, ma diciamo tutti i mesi, e quindi non è giusto quello che ha fatto Salvini. Ma è giusto secondo lei attaccare il capo dello Stato su questi temi? Non è giusto, non è giusto. Non è giusto, è che ormai siamo all'arrembaggio. Ognuno fa i fatti suoi per guadagnare un po' di punti magari, no. Però siamo in discesa rapida. Siamo l'ultimo paese d'Europa per queste cose qua, per rispetto, Costituzione e regole. Siamo l'ultimo. Io sono con Mattarella al 100%, sbaglia Salvini, Borghi e chi ha detto queste cose, insomma. Ecco. Stamattina Salvini si è scusato, ha aggiustato il tiro. Ma se siamo in Europa, o ci siamo in Europa o usciamo, io sono per restarci. Assolutamente no, il capo della Stato è una figura di garanzia che non si mette in discussione, quindi non è giusto attaccarla né tantomeno nel giorno della festa della Repubblica. Mattarella che vada a casa, tu hold. Io non sono d'accordo sul fatto della sovranità. L'Italia penso che sia un paese poco democratico perché non ha sottoposto a un referendum la questione dell'Europa, come hanno fatto gli altri del resto. Tutto qui. Che cos'è il capo dello Stato? È il capo del resto dei politici. Quello che i politici non è altro che un riflesso di quello che è il capo dello Stato. Quella è stata una cavolata che uno se la poteva risparmiare comunque. Io Salvini non lo conosco. Stamattina Salvini si è scusato, insomma ha aggiustato un po' il tiro. Ma sarà anche meglio, però non si può sempre dire le cassate a quei livelli, poi il giorno dopo t'aggiusti. Il capo dello Stato è la prima carica dello Stato, va rispettato come figura e soprattutto Mattarella tra l'altro che ha secondo me un livello veramente alto a livello istituzionale, insomma garantisce il rispetto della Costituzione, quindi assolutamente è importante mantenere il rispetto nei suoi confronti. Salvini? Non commento, è meglio. Grazie. E torniamo ora a Treviso dove dopo la cerimonia per il 2 giugno ieri a Palazzo dei 300 c'è stata anche la consegna delle onorificenze all'ordine al merito della Repubblica Italiana concesse dal Presidente della Repubblica ai cittadini residenti in provincia, 14 i premiati dal prefetto. Vediamo. Si
apre con il canto del tenore Grollo la cerimonia di consegna delle onorificenze al merito della Repubblica Italiana ai cittadini e alle cittadine residenti in provincia, concesse dal presidente Sergio Mattarella. 14 i premiati dal prefetto Angelo Sidoti, insigniti della carica di Cavalieri della Repubblica per il loro impegno lavorativo e sociale, lo sguardo e l'attenzione all'altro davanti ai massimi rappresentanti istituzionali, dal sindaco Mario Conte alle forze dell'ordine fino alla questora Manuela De Bernardin. Valerio Angelo Petrarolo, Antonio Ortolan, Luca Pinzi, Gabriella Nogarotto, Fabrizio Bergamo, Fabio Guerra, Alessandro Sasso, Lorenzo Bazzo, Vittorino Spessotto, Piercarlo Pederiva, Alessio Lillo. Tra loro anche Martina Filippini, Franco Guerra e Reginaldo Scomparin. È un riconoscimento davvero sentito e importante e ringrazio chi ha voluto che lo ricevessi. Io sostengo la Fondazione Oltre il Labirinto, quindi tutto ciò che riguarda autismo e disabilità, e unito a questo anche altri progetti legati ovviamente all'inclusione. Dal sociale agli interventi in emergenza durante le alluvioni, sempre più frequenti nel nostro territorio, sempre più fragile. Il clima, come è evidente, che si sta cambiando, no? Quindi ci sono eventi sempre più estremi. Quando ci sono eventi di un certo tipo alluvionali c'è tutta una procedura con comune, prefettura per evacuare le persone dentro in collina. Premiato anche a 87 anni Reginaldo Scomparin, a lungo consigliere della sezione provinciale Carabinieri in congedo di Carbonera, che ha dedicato la sua vita in favore delle persone bisognose anche durante il periodo del Covid. Tanto volontariato anche per i ciechi, i non vedenti. Vogliamo lanciare un messaggio? Sì, che sono un po' emozionato e pertanto consiglio a chi ha voglia di fare qualcosa per il prossimo che si tenga presente che c'è tanto bisogno. Ed ora vediamo il servizio relativo alla celebrazione del 2 giugno a Padova. Imponente cerimonia in Piazza dei Signori a Padova per celebrare il 2 giugno, festa della Repubblica, nel 78° anniversario del referendum con cui gli italiani scelsero la Repubblica al posto della monarchia. La città e le istituzioni cittadine hanno ricordato quell'importante momento. Il 2 giugno rappresenta la volontà del popolo italiano, che con quel referendum decide di prendere in mano direttamente il futuro del proprio paese. Un momento di riflessione accompagnato dalla lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, applaudito dai presenti in piazza. Il prefetto di Padova, Francesco Messina, ha portato il suo saluto alle autorità, ma soprattutto ai cittadini che furono protagonisti quel lontano giugno nel decidere il nuovo assetto costituzionale. Presente anche il sottosegretario alla giustizia, l'onorevole Andrea Ostellari. Dopo la cerimonia in piazza, la festa si è spostata a Palazzo Santo Stefano in piazza Antenore, dove sono state conferite le onorificenze del Presidente della Repubblica. Professor Gino Gerosa. 20 le onorificenze al merito che sono state consegnate, tra le quali la nomina di grande ufficiale assegnata a Gino Gerosa, il professore e cardiochirurgo noto in tutto il mondo. Riconoscimento anche per un altro medico padovano, il dottor Stefano Bellon, tra i fondatori della Città della Speranza e ora membro dell'associazione La Miglior Vita Possibile, legata ai progetti per l'hospice pediatrico. Ed ora andiamo a Mestre perché abbiamo in collegamento il nostro Lorenzo Maier nella sede del Venezia Calcio, ieri promosso in Serie A, ed è stata festa grande in città, una festa che continuerà anche oggi. A te Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Magda, a te e ai nostri telespettatori. E siamo qui a Venezia con un ospite davvero di rilievo, Filippo Antonelli, direttore sportivo e general manager della società, che è uno dei fautori principali di questo miracolo. Grazie per essere con noi. La serata di ieri, una serata indimenticabile. Sì, una serata indimenticabile,
una serata che continua perché abbiamo dormito pochissimo per questa emozione e quindi ci godiamo questo momento che è il risultato di tante componenti che hanno portato a fare un grande percorso che è durato 20 mesi, che è partito l'anno scorso, e un grandissimo lavoro da parte dell'allenatore, grandissimo lavoro da parte della società e dei giocatori e di tutto l'ambiente. Un grazie particolare anche a tutti i tifosi del Venezia. Si stava già ragionando sul futuro, prossimo anno Serie A, non per essere una semplice comparsa ma per una cosa duratura. Ma adesso programmeremo sicuramente il futuro. Chiaramente la Serie A è un campionato di altissimo livello, ci sono delle squadre importanti, cercheremo di dire la nostra e di stare in Serie A e cercare di restarci a tutti i costi, perché è fantastico poter pensare di confrontarci con delle realtà di altissimo livello. Qual è stata l'emozione più grande? Ma l'emozione più grande è stata il fischio finale, perché è stata grande perché una promozione di questo genere, con tutte le difficoltà che ci sono avute, che si sono state durante l'anno, è una cosa che accelera un processo della società, che è quel processo di ristrutturazione di cui si parla dall'anno scorso, quindi siamo veramente contenti. E poi è rinata la gioia, l'entusiasmo di essere allo stadio, anche ieri penso sold out, non accadeva prima dei playoff da molto tempo. Sì, i tifosi di Venezia ieri sono stati meravigliosi, ma lo sono stati durante tutto il cammino. Ed una gioia immensa aver regalato a questi tifosi, a questa città, questa promozione, di averla. Io lo avevo detto ai calciatori che dopo Spezia la vittoria ai playoff sarebbe stata ancora più bella, e sono contento che i nostri tifosi se la siano goduta. L'elemento vincente qual è stato della stagione? Il gruppo, inteso come società, allenatori, tifosi, calciatori, tutti quanti. E quindi con entusiasmo adesso si vive anche la festa. Questo pomeriggio vi aspetterà un'altra emozione incredibile. Sì, faremo la festa insomma a Venezia, sarà un'emozione in una città unica al mondo e per un qualcosa che non succede sempre. Ricordiamoci che sì, è vero che il Venezia non era stato in Serie A da tanti anni, ma questa volta qui penso che i tifosi se la possano godere ancora di più. Grazie di cuore a Filippo Antonelli. Volevo solo dirti, Marta, che qui abbiamo, oltre a Filippo Antonelli, un altro ospite veramente di rilievo, la Coppa che Sandro Ponchio vi sta facendo vedere, la Coppa vinta proprio ieri sera al Penzo dalla squadra, quindi una bella conclusione questa Coppa qui per noi insieme al direttore. Se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie Lorenzo, naturalmente torneremo a raccontarvi con collegamenti in diretta anche la grande festa di oggi pomeriggio con il corteo acqueo che partirà lungo il Canal Grande per arrivare a Piazza San Marco. Noi ora cambiamo decisamente argomento, perché la nostra redazione di Vicenza ha realizzato un servizio relativo all'addio a Loris Comparin, il campione di karate recentemente scomparso. I funerali saranno mercoledì ad Arsiero. L'addio al campione Loris Comparin sarà celebrato mercoledì alle 15 nella chiesa parrocchiale ad Arsiero. Due comunità si stringono per piangere la scomparsa dell'ex campione mondiale di karate, morto venerdì all'età di 46 anni. Arsiero, Etienne, dove viveva e insegnava l'arte marziale che l'ha portato ad essere plurititolato. Era stato 23 volte medaglia d'oro in Italia, 3 volte a livello europeo, 4 volte campione del mondo. Cordoglio espresso dalla Federazione Educativa Sportiva Italiana di Karate, dal maestro Sinenk, che lo ha voluto ricordare in un post su Facebook come un ragazzo meraviglioso al quale sarebbe stato impossibile non voler bene, così come cordoglio da parte della comunità a cui ha dato molto in termini sia sportivi che umani. Loris non era solo un atleta eccezionale, ma anche un esempio di dedizione, di passione e di grande umanità.
la sua forza sia in campo che fuori ha ispirato molti. Le sue vittorie erano il frutto di un impegno costante e di una determinazione davvero straordinaria. Parliamo di sanità ora, perché è in atto in tutta Europa una vera e propria epidemia di pertosse, più 800% di ricoveri, pensate, nel nostro continente. I pediatri ai contatti più stretti, come da direttiva ministeriale, prescrivono una profilassi antibiotica. Che cosa sta succedendo? Dunque ne abbiamo parlato con il servizio igiene e sanità pubblica dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana. Diciamo che l'adesione alle vaccinazioni è molto elevata, esiste qualche nicchia di persone che sono un po' scettiche rispetto alle vaccinazioni, questo non aiuta nel caso della circolazione della pertosse, e noi abbiamo avuto recentemente qualche caso proprio in bambini non vaccinati. È arrivata anche in Italia dopo l'allarme lanciato dall'ECDC nel 2023 che parlava di 60.000 casi di pertosse in tutta Europa. L'epidemia in atto sta colpendo principalmente neonati e lattanti non vaccinati, ha fatto registrare 3 decessi. I primi casi di contagio di pertosse di bambini non vaccinati, dunque gravi anche nella Marca. A parlare è Simone Zevrain, medico presso il Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Un'epidemia che il Ministero sta cercando di tenere sotto controllo con la profilassi antibiotica prescritta automaticamente ai contatti stretti, quindi anche nelle classi dove si sia verificato un contagio. Protocollo già messo in atto dai pediatri a monte della diffusione dell'epidemia, l'allentamento alla vaccinazione. Diciamo che il fenomeno della mancata adesione alla vaccinazione in questo caso non è di aiuto. E il rischio soprattutto nel bambino, nel lattante è elevatissimo, perché si rischia appunto delle crisi di apnea, si rischia di avere anche vomito e può essere una situazione che può essere anche fatale. Sintomi gravi nell'infanzia, mentre negli adulti la patologia è più sfumata, ma il contagio difficile da diagnosticare. Per questo è consigliato anche per gli adulti il richiamo del vaccino. Per l'adulto esistono dei richiami di difterite, tetano, pertosse, è un vaccino che viene raccomandato di fare un refresh dell'immunità ogni circa 10 anni. La pertosse, appunto, essendo una malattia che viene trasmessa per via aerea, è molto diffusiva. E ricordiamo che il vaccino contro difterite, tetano, pertosse viene anche raccomandato alle donne incinte, quindi dalla 27esima alla 36esima settimana di gravidanza, in maniera da conferire già la trasmissione delle immunoglobuline, di anticorpi contro la pertosse al nascituro. Da venerdì è iniziata la tredicina di Sant'Antonio. Ieri sera ad officiare la messa c'era l'arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, che ha spiegato questo suo pellegrinaggio in Basilica come un gesto di pace. È per questo che sono contento quest'oggi di essere con voi. Sono andato da Sant'Antonio. Ho fatto qualche richiesta specifica, sono sicuro che la prenderà sul serio, proprio per questa tragedia terribile, questa pandemia che è la guerra, con tutte le povertà che questa provoca. Per questo davvero chiediamo con l'intercessione di Sant'Antonio per l'Ucraina, per la Terra Santa, per tanti pezzi della pandemia, il dono della pace. E anche per poter chiedere la pace chiediamo perdono per tutte le complicità con il divisore, anche chi dice pazzo a suo fratello è omicida, per l'abitudine al male. Chiediamo al Signore di farci rinascere ad una vita nuova con il suo perdono e la sua misericordia. Parliamo di inquinamento ora, perché nel fine settimana a Mestre i cittadini hanno marciato contro il progetto di costruzione di nuovi inceneritori a Porto Marghera, inceneritori che dovrebbero smaltire anche i fanghi con i PFAS provenienti da tutto il Veneto.
Centinaia e centinaia di persone, probabilmente più di 1500, hanno sfilato dalla stazione di Mestre fino a Piazza Ferretto per manifestare contro i progetti di nuovi inceneritori a Porto Marghera. Presente in testa al corteo anche una delegazione di medici. I problemi sono, primo, che incenerire non distrugge realmente le cose, che continuano a tornare nell'ambiente, magari meno riconoscibili e quindi più pericolose, e secondo, che questo territorio ormai è saturo e va solo che bonificato. Comitati e associazioni locali, la manifestazione ha visto la partecipazione di numerose famiglie con bambini e dei comitati No PFAS di Vicenza. Sì, siamo molto preoccupate perché gli inceneritori non sono in grado di abbattere i PFAS, per cui una volta che vanno dentro l'inceneritore poi escono dai camini, per cui la gente del posto se li respira tutti. La preoccupazione principale dei manifestanti riguarda la costruzione di un maxi inceneritore che dovrebbe bruciare 190.000 tonnellate all'anno di fanghi inquinanti provenienti dai depuratori del Veneto. Il problema degli inceneritori è che sono impianti estremamente pericolosi, oltre tutto quello che abbiamo scoperto è che tra i veleni che sputano fuori ci sono anche i PFAS. I PFAS vengono tolti dalle acque dei comuni contaminati del Veneto, di Vicenza, Verona e Padova, e poi vengono bruciati, vengono portati nei vari inceneritori. Che è la tecnologia più arretrata, più impattante sull'ambiente e sulla salute. Attorno a Porto Marghera, con tutto quello che abbiamo già pagato, proporre degli inceneritori è assolutamente folle. Siamo venuti da Arzignano apposta per difendere i compagni dei comitati che stanno lottando da tanto tempo. Vogliamo che questo territorio continui a vivere nelle migliori delle situazioni che ci possono essere, togliendo tutto l'inquinamento, togliendo i PFAS, togliendo tutto quello che sono le grandi opere inquinanti, smettendo di sfruttare il territorio ma pensando al futuro dei giovani e pensando al futuro delle persone che questo territorio lo abitano. E proprio a Mestre c'è stato il convegno nazionale sull'inquinamento da PFAS e i rischi per la salute. Si chiamano sostanze perfluoroachiliche, ma sono più comunemente note come PFAS, un gruppo di composti chimici che dagli anni 50 è utilizzato per rendere resistente ai grassi e all'acqua tessuti, carta, rivestimenti per contenitori di alimenti, ma anche per produrre pellicole fotografiche, schiume antincendio, detergenti per la casa. Con un prezzo però, i PFAS hanno il soprannome di sostanze chimiche eterne e a lungo andare una sovraesposizione può causare danni alla salute. I PFAS sono prodotti in grossissime quantità, vengono rilasciate nell'ambiente quando sono prodotte, quando sono usate e quando sono smaltite. Sono persistenti, cioè non degradano, e sono pervasive perché raggiungono sia l'acqua che l'aria e quindi ce le ritroviamo dappertutto, compreso il nostro corpo. È necessario un intervento urgente per soprattutto bloccare l'immissione di queste sostanze nell'ambiente. Queste sostanze sono andate a finire in tutte le matrici ambientali, ma purtroppo sono andate a finire anche nel nostro corpo. Ormai praticamente non c'è individuo sulla faccia della Terra che non abbia quantità più o meno grandi di queste molecole. Nella sede dell'Ordine dei Medici di Mestre, scienziati, medici, ricercatori si confrontano su PFAS e salute umana, con dati aggiornati e strategie di intervento che possono portare a mitigare l'inquinamento da PFAS, proprio nel giorno in cui è prevista una manifestazione contro nuovi inceneritori a Marghera e il pericolo PFAS. Il loro smaltimento qui a Marghera, soprattutto perché si parla di 190.000 tonnellate l'anno, pone una grande preoccupazione che ha un fondamento anche che è confermato dalle osservazioni che ha fatto l'Istituto Superiore di Sanità al progetto stesso. L'unico modo per distruggerle sarebbe di incenerirle, di bruciarle in impianti che possono raggiungere per un sufficiente periodo di tempo una temperatura superiore a 1400-1500 gradi centigradi. E questo finora non è possibile in nessun impianto al mondo. E torniamo a parlare di sport in chiusura di questa edizione. Abbiamo visto prima la grande festa del Venezia Calcio per la promozione in Serie A, ma sta festeggiando anche il Petrarca Rugby che ieri ha trionfato sul campo di Parma. Coach Andrea Marcato saluta la panchina con un trionfo contro Viadana.
Il Petrarca Padova è campione d'Italia di rugby per la 15ª volta. Nella finale scudetto, giocata al Lanfranchi di Parma su campo neutro, la compagine padovana ha battuto 28-10 il Viadana, la squadra che aveva vinto la stagione regolare e che nei playoff aveva battuto Colorno e Valo Rugby. Uno dei migliori Petrarca dell'anno, reduce dalla vittoria in semifinale con il Rovigo, ha avuto la meglio contro i Lombardi che non hanno mai impensierito i tuttoneri, sempre padroni del campo. Una partita lucida, a tratti cinica quella degli uomini allenati da coach Andrea Marcato, che riportano lo scudetto Elite nella città del Santo dopo la sconfitta in finale dello scorso anno. L'ultimo atto di coach Marcato che chiude un ciclo di 7 anni sulla panchina petrarchina. E siamo in chiusura di questa edizione, di questa prima edizione dei nostri telegiornali. Vi ricordo ancora quello che è il sondaggio di Ring, 5 giorni al voto, vi sentite europei? La domanda alla quale vi chiediamo di rispondere con le consuete modalità, una chiamata gratuita ai numeri che vedete in sovraimpressione. L'esito del nostro sondaggio come sempre verrà reso noto nel corso di Ring, il nostro approfondimento politico in onda a partire dalle 21. Questa sera ospiti di Cristian Arboit, Gabriella Chiellino di Stati Uniti d'Europa, Cristina Andretta di Forza Italia, Anna Maria Cisint della Lega, Miriam Naldelli di Alternativa Popolare e Sabrina Pignedoli del Movimento 5 Stelle. È tutto dunque, io vi ringrazio per essere stati con noi. La sigla subito dopo le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.